Il comune di Limena flagellato dalla grandine, tantissime auto devastate, pannelli fotovoltaici distrutti. L'accesso alla zona industriale del comune alle porte di Padova è stato chiuso in via Breda per un albero caduto in mezzo alla strada che si è abbattuto su un camion in sosta. Dopo il temporale e la grandinata che hanno sostanzialmente trasformato Limena in un terreno, in una zona di guerra, abbiamo dovuto chiudere da ieri sera alle 9. L'albero è caduto sopra un camion, fortunatamente non c'erano gli occupanti e abbiamo dovuto transennare l'area. Tra i tanti residenti che hanno subito i danni della grandine alle auto, anche il sindaco Stefano Tonazzo. La zona industriale è stata colpita da vento forte e grandine più piccola, ma la zona residenziale ha avuto un fenomeno di grandine di queste dimensioni, quindi abbiamo visto le fotografie e stamattina in comune appunto c'è un pellegrinaggio di persone che vengono a chiedere appunto come comportarsi e appunto come stare anche attenti alle situazioni che ci sono di vetri rotti. Sempre nella cintura urbana anche il comune di Vigonza è stato colpito duramente dal maltempo. Siamo partiti da questa notte con la rimozione degli alberi che ostruivano le vie principali del comune per garantire già da questa mattina una viabilità ai nostri cittadini. Sono partite invece da questa mattina le pulizie delle strade, delle caditoie, perché temiamo che in caso di un nuovo evento atmosferico ci sia il rischio di allagamenti. E come vedete anche alle mie spalle stiamo già partendo con la sistemazione degli edifici comunali che sono stati duramente colpiti. La sede del municipio ha riportato danni ingenti alle vetrate, pannelli e fotovoltaici danneggiati, molti pali anche dell'illuminazione pubblica che resteranno spenti. Il sindaco ha ringraziato i cittadini che hanno già iniziato a ripulire le caditoie dal fogliame e dai rami abbattuti dal vento per evitare possibili allagamenti in caso di nuove piogge. Ho già inviato una lettera al presidente Zaia e al ministro dell'interno per il tramite della prefettura per chiedere lo stato di calamità naturale, facendo presente che oltre agli ingenti danni alle strutture comunali anche tanti nostri cittadini hanno avuto danni alle abitazioni e alle auto.